Ecco, intanto possiamo, come dire, sfruttare questi momenti di sistemazione prima di dare inizio al nostro incontro. Diamo anche il benvenuto, senza specificare più di tanto, a quanti sono arrivati qui stasera da lontano. Ci sono amici che sono arrivati anche oltremare, dal Veneto e dalla Lombardia, amici che sono venuti da Orgosolo, da Macomer, da Nuoro, da Iglesias, e diamo a loro veramente il più caldo e cordiale benvenuto. Vedo qui la rappresentanza di Orgosolo. Ecco, ancora qualche istante. Bene, mi pare che possiamo... Bene. C'è ancora qualche posto libero, quindi se anche qualcuno arrivasse in ritardo, magari chi è sulla porta, invitarlo a venire anche qui sulla destra per non bloccare tutta la curva nord. C'è anche la curva sud che è ancora libera. Bene, direi che possiamo iniziare e allora, come dicevo prima, in assoluta continuità questo incontro è il proseguo naturale della liturgia che abbiamo appena vissuto insieme, e con questo incontro cercheremo, attraverso delle testimonianze, di completare per quanto è possibile, ecco, la ricchezza di proposta, di parola che ci è stata fatta, che ci è stata rivolta anche da Monsignor Arcivescovo nel corso della liturgia eucaristica. L'incontro di stasera vuole essere intanto un incontro di famiglia, un incontro di amici con amici. La scaletta, se così possiamo usare questo termine tecnico, è molto semplice, nel senso che apriremo questo nostro incontro passando le luci e seguendo un filmato, un contributo filmato della durata di 14 minuti che ci aiuterà ad entrare e ancora di più compenetrare quella che è la straordinaria grazia e la straordinaria potenza della parola e della testimonianza di fratello Charles. E poi avremo due testimonianze, Franca e Tommaso, che ci proporranno la loro testimonianza. Poi vediamo, se avanza del tempo, anche di arricchire ancora di più questo nostro incontro con degli altri interventi. Io direi, per una questione almeno di educazione, visto che è presente il preside della facoltà e il padrone di casa, mi sembra che sia giusto che sia lui a, come dire, a salutare e ringraziare tutti i presenti. Don Mario Farci, fresco preside della facoltà teologica, primo sacerdote sardo a guidare questo Ateneo e soprattutto non gesuita, così, non soprattutto, per carità, non gesuita, perché finora erano stati i gesuiti a guidare, un elemento di merito. Allora, Don Mario, grazie. Non so se è fresco o già scaduto, ma comunque... Manco incominciamo. Do il benvenuto a tutti, saluto tutti a nome dell'intera comunità accademica, in modo particolare saluto la piccola sorella Franca Litarru. Il suo cognome tradisce le origini sarde, se non sbaglio di Desulo. Ha poi frequentato Bindua, il quartier generale della fraternità, dove tra l'altro è stato ordinato anche sacerdote fratel Gerardo, e con lei
saluto fratel Tommaso, sacerdote di origine piemontese, che ha trascorso anche lui la vita qui in Sardegna, a Otana, prima di andare in missione. Permettetemi di considerare presente anche un caro amico, Giovanni Cara. Abbiamo letto il suo saluto in chiesa, che, se non sbaglio, dalla freschezza dei suoi 93 anni, 93, giusto? Non sto sbagliando, penso questi giorni fosse il suo compleanno, sia, al quale sono legato anche da un'amicizia così familiare. Non parlo della sua vita perché lui stesso non ne parla volentieri, ma quando ne parla fa davvero ridere, fa davvero divertire, soprattutto quando racconta le contrattazioni con il cardinal Baggio, che lo aveva fatto Monsignore, ma lui dice: non ho mai pagato la tassa, quindi non ho mai ritirato questo titolo, anche perché avevo accettato di essere rettore per un anno con il patto di poter andare poi in missione. Insieme saluto tutti i piccoli fratelli e le piccole sorelle e tutti gli amici della fraternità. E un grazie anche a Paolo Matta che presenta questo incontro. Mi ha fatto riflettere il titolo che è stato dato, Charles de Foucault, Fratello Universale. Mi sono chiesto che cosa ha a che fare questo con una vita accademica, con la teologia. Nelle aule di questo edificio ciascuno approfondisce secondo il ruolo che gli è proprio, con le lezioni da una parte, con l'ascolto, la partecipazione dall'altra, la fede cristiana. Ecco, noi vorremmo che questo ascolto fosse davvero proficuo, non solo a livello intellettivo, non solo in modo teorico, ma che entrasse in ciascuno di noi. Laddove Vangelo e vita si coniugano insieme, viene posta in essere una testimonianza credibile. Se nel quotidiano abbiamo la capacità di essere prossimo di chi incontriamo, il messaggio di fratellanza di Gesù, che ha scelto di condividere la nostra natura umana per donare la salvezza ad ogni uomo, può trovare ancora applicazione. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. In fondo, la teologia a questo serve, a farci capire che siamo tutti piccoli fratelli e piccole sorelle. Ecco perché in maniera propria oggi possiamo guardare a Saint de Foucault e, ispirandoci alla sua figura, cercare di realizzare almeno parte del suo carisma per vivere pienamente, per vivere un po' più pienamente il suo Vangelo. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie, quindi possiamo entrare nel vivo del nostro incontro. Come vi dicevo, adesso abbassiamo un po' le luci, seguiamo con attenzione questo filmato che ci introduce proprio nella tematica e poi le due testimonianze. Quando una persona viene al mondo, si aprono infinite possibilità. Ogni scelta che fa ne esclude altre
e la sua esistenza prende una direzione precisa. La sua vita non è asettica o strampalata o lasciata in balia del vento, no. È posta dentro a una storia più grande, che ha nel tempo risvolti inaspettati. E dentro a tutto ciò, quella persona si chiede: perché sono venuto al mondo? Affrontare la vita da avventuriero, esploratore, cercatore di senso. Charles de Foucault è un po' tutto questo. Nato a Strasburgo nel 1858, una famiglia nobile di antica tradizione militare, un'infanzia carica di affetto e di fede per lui e sua sorella Marie, un bimbo privato dei legami importanti, orfano a 6 anni, un vuoto che non si colma, che lascia tracce di sospensione. Resta il grande affetto del nonno che lo fa crescere. Cosa accade in Francia in quel periodo? C'è aria di guerra e di confusione. Dove poggiare lo sguardo? Buio, solitudine, disordine. Sembrano essere compagni del giovane Charles. E lo portano lontano da Dio. Vivevo come si può vivere quando l'ultima scintilla di fede si è spenta. Il vuoto rimbomba. Inquietudine, dubbio, ribellione. Come si può vivere a 20 anni? Provare il possibile è quello che farà Charles. Entra alla scuola militare e dopo la morte del nonno si allontana sempre più dalla famiglia e si dà alla vita mondana. La mia vita diventò dissipata. Lo restò a lungo, ero lontano dai miei. Vidi saltuariamente la mia famiglia e il poco che seppero non poté che dar loro dispiacere. Ufficiale in Algeria, porta con sé una donna che gli causerà l'espulsione dall'incarico. Ma ha un cuore grande, Charles, da avventuriero. E quando in Algeria scoppia una sommossa, chiede di tornare a combattere. Tenace nelle fatiche, sopporta con coraggio la fame e la sete. Pensa solo a migliorare la sorte dei suoi uomini. Condivide tutto con loro. Avvolto dal fascino dei grandi spazi e dalla cultura araba, lascia l'esercito per esplorare il deserto. Percorre a lungo il Marocco e affronta numerosi pericoli. L'incontro con la fede musulmana lo colpisce profondamente. L'Islam ha prodotto in me un profondo sconvolgimento. La vista di quelle anime che vivono nella continua presenza di Dio mi ha fatto intravedere qualcosa di più grande e di più vero delle occupazioni mondane. Siamo nati per cose più grandi. Ventottenne, Charles rientra a Parigi con molte domande. La cura materna della cugina Marie, la paternità spirituale dell'abbé Henri Houvelin, risvegliano in lui la fede cristiana. Dio si manifesta attraverso l'incontro. Mentre ero a Parigi, mi trovai con persone molto intelligenti, molto virtuose e molto cristiane. Mi dissi che forse la religione cristiana non era assurda e nello stesso tempo una grazia interiore estremamente forte mi incalzava. Cominciai ad andare in chiesa senza credere. Mi trovavo bene soltanto lì e vi passavo lunghe ore a ripetere questa strana preghiera. Mio Dio, se esisti, fa che ti conosca. Il buon Dio, che aveva cominciato in modo così potente
l'opera della mia conversione attraverso questa grazia interiore così forte la portò a termine. Appena credetti che c'era un Dio, compresi che non potevo fare altrimenti che vivere solo per Lui. Dio è così grande, c'è una tale differenza tra Dio e tutto ciò che non è Lui. Come può una vita trasformata non tornare all'amore per rispondere almeno un po' con gratitudine al dono della fede? Pellegrino in Terra Santa, Charles conosce Gesù di Nazareth, ripercorre le sue stesse strade, intuisce che essere monaco trappista è la sua vocazione. Si immerge in questa vita completamente, mentre si fa sempre più forte in lui l'esigenza di seguire Gesù nella vita di Nazareth. Nei 7 anni in trappa cerca quell'ultimo posto occupato da Gesù, ma non lo trova. Lascia la trappa e va a vivere nel villaggio di Nazareth, all'ombra di un monastero di Clarisse, per 3 intensi anni, dal 1897 al 1900. Il capanno degli attrezzi come sua dimora, le ore di preghiera nell'adorazione dell'Eucarestia, la parola di Dio, letta, riletta, trascritta e meditata, il lavoro umile e nascosto, la povertà condivisa con i più poveri, tutto per imitare Gesù. Nel dialogo con la badessa delle Clarisse di Gerusalemme, un nuovo appello per Charles: essere sacerdote per portare il Vangelo a chi ancora non lo conosce. A Viviers, all'età di 43 anni, Charles diventa sacerdote. È l'inizio di una nuova missione. Capisco che la mia vocazione devo viverla tra le persone assetate di Dio, le pecore più perdute, più abbandonate. Ciò che vorrei per me, devo farlo per gli altri. Fa ciò che vuoi si faccia a te, e devo farlo per i più trascurati, per i più abbandonati, andare alle pecore più perdute. Il Sahara gli ritorna nel cuore. Agli amici musulmani che lo avevano ricondotto a Dio vuole far conoscere la bontà del Padre buono. Charles si stabilisce in Algeria, a Beni Abbès, una crocevia di carovane nel deserto del Sahara. È aperto all'accoglienza quotidiana di centinaia di persone, tenace nel riscatto degli schiavi, generoso nell'ospitalità di donne e uomini abbandonati a se stessi. Voglio abituare tutti gli abitanti, cristiani, musulmani, ebrei, non credenti, a considerarmi come loro fratello, il fratello universale. Cominciano a chiamare la casa Kawa la fraternità, e questo mi è caro. Ma vuole andare più in fondo all'amore, Charles, per raggiungere chi è più lontano. Il desiderio di annunciare il Vangelo dà vita a nuovi progetti più a sud, in direzione Tamarasset, tra il popolo nomade dei Tuareg. Vive con e in mezzo a loro, studia e impara la loro lingua, scrive un dizionario Tuareg francese, traduce per loro il Vangelo, raccoglie le loro tradizioni, tesse relazioni di amicizia, si prende cura dei più poveri.
porta la bontà di Gesù entrando nella vita e nella storia, diventando amico e fratello di molti, in uno scambio profetico. Stabilire la fraternità tra loro e noi. Ecco ciò che resta da fare qui. Dialogare, dare medicine, elemosine, ospitalità, mostrarsi fratelli, ripetere che siamo tutti fratelli e sorelle in Dio e che speriamo di essere un giorno tutti nello stesso cielo. Con l'avvicinarsi della Prima Guerra Mondiale, anche in Algeria si diffondono disordini. La situazione si complica, ma Charles non rinuncia a donarsi a quel popolo e a farsi carico delle loro necessità. Per proteggerli, nel 1916 a Tamarasset termina di costruire un fortino e va ad abitarci per primo. Qui continua a pregare, ad accogliere e ad essere fratello di tutti. Quel luogo diventerà il suo ultimo posto nel dono totale della sua vita. Muore solo durante il saccheggio del fortino. Legato. Accanto a lui l'Eucarestia. Ucciso in un momento di paura dallo sparo di un ragazzo che gli faceva da guardia. Da quando ho saputo della morte del vostro amico, vostro fratello Charles, i miei occhi si sono chiusi. Tutto è cupo per me. Ho pianto e ho versato molte lacrime e sono in grande lutto. La sua morte mi ha procurato una grande pena. Charles non è morto solo per voi, è morto anche per tutti noi. Che Dio gli doni la misericordia e che noi ci possiamo incontrare di nuovo con Lui in paradiso. È questa la storia di un uomo che ha generato vita in Dio nel tempo e nello spazio, rimanendo nella logica del seme che porta frutto solo quando cade a terra e muore. Quando si può soffrire e amare, si può molto. È il meglio di quanto si possa in questo mondo. Si sente che si soffre, ma non si sente sempre che si ama. Ed è una grande sofferenza in più. Ma si sa che si vorrebbe amare, e voler amare è amare. Bene, dopo questa provocazione, dopo questi 15 minuti così intensi, dove credo in ciascuno di noi si sono sovrapposti diversi sentimenti, diverse sensazioni,
Io ho pensato molto, per esempio, ai monaci di Tibirin, ai trappisti uccisi, no? E ciascuno di noi può sicuramente aver fatto riferimento a tante altre esperienze. Bene, adesso dopo questa proposta chiamiamo qui sia Franca Litarru che Fratel Tommaso per la loro proposta. Ci siamo un po' accordati nei giorni scorsi sui tempi. Io adesso non ho il coraggio, chiaramente, ci mancherebbe ancora di limitare il loro intervento, però sono le 7:30, quindi diciamo che con 12 minuti a ciascuno, vero? Sia Franca. Prego, mi vedo molto intimiditi. Spaventa il microfono. Iniziamo con Franca e poi subito dopo Tommaso. Un po' vicino al microfono, ecco. Ah sì. Così. Prego. Sì, un po' intimidita. È la prima volta che mi trovo in una sala così e dover parlare a un microfono. Allora, andiamo, perché siamo qui. Qui siamo venuti a incontrare qualcuno che si chiama Charles e di cui avete un po' sentito la traccia del suo itinerario. Io mi permetto di raccontarvi come l'ho incontrato. Io sono di Cagliari, considero Cagliari la mia città, ma la mia famiglia siamo originarie della Barbagia, di Desolo. E come ho incontrato Carlo de Foucauld, qui all'età di 18 anni, sono stata invitata a un gruppo che era nato qui a Cagliari e non so dove è Umberto Allegretti, che era l'ispiratore di questo. Si è messo in fondo, poi Sì. prima era qui. Umberto Allegretti, che era il fondatore di questo gruppo, e un'altra persona che faceva parte del gruppo, Mavescano, era alla messa, non so se è potuta restare. Il marito Antonio Porcella, il carissimo, indimenticabile marito di Mave, era con Umberto Allegretti, quelli che noi chiamavamo i due fondatori di questo gruppo che si è chiamato Dialoghi. E questo gruppo, uno dei punti che aveva una ricerca di penetrare nell'umanità di Cagliari a quel momento e del mondo, e in una fede che si cercava pure. E uno dei nostri punti di appoggio era la fraternità di Bindua. Ed è lì che per la prima volta gli amici di questo gruppo, del quale faceva parte mio fratello Salvatore, che mi aveva invitato lì al gruppo, andavamo ogni mese a Bindua per cercare lì questa doppia presenza, il senso della vita e il senso degli altri. E quando arrivai a Bindua mi colpì moltissimo questi fratelli che uscivano dalla miniera. Fratello Gerardo, che entrava lì e ne usciva tutto nero con del carbone di questa miniera, e lì nei miei 18 anni, in cui una scoperta di una vita cristiana e di un Vangelo che bisognava appropriarsi a seguito di una educazione religiosa dalla mia famiglia, bella, ma che ancora non avevo fatto mia. E lì a Bindua c'è stato qualcosa, attraverso la testimonianza di questa vita, di una vita cristiana veramente incarnata. E la rivelazione, ho visto, mi ricordo benissimo, in questa cucinetta abitavano Gerardo, Paul Cheval, in questa figura. Chi è quest'uomo? Era Charles. E ho cominciato una sete grande di capire chi era, che cosa viveva, che cosa vivevano. E questa loro forma di vita,
che di cercare Gesù voleva dirsi incarnarsi, entrare in questa miniera con i minatori di Bindua, essere con la gente, niente, separati da niente, la loro porta e la porta dei vicini erano quasi tutt'una, ha creato in me un'attiranza per questa vita che, essendo donata a darsi a Dio e darsi agli altri, era tutt'uno. E lì è maturata, grazie anche molto a questo gruppo Dialoghi, che nello stesso tempo aveva una grande apertura al mondo. In quel momento ricordo Umberto Allegretti che passava un sacco di tempo a tradurre gli articoli des Informations Catholiques avevamo un policopiato per trasmetterlo agli amici, alle persone di questo avvenimento straordinario che fu il Concilio Vaticano II e che era iniziato in quell'epoca. E in questa maturazione, questi 5-6 anni in cui dai 18 ai 23 anni, veramente devo moltissimo a questo gruppo e a Bindua, e ai fratelli e alle sorelle di Bindua. Come non ricordare Carlo Carretto, Arturo Paoli, che erano passati lì e che ci passavano. L'ultima volta in cui vidi Arturo Paoli era qui in un ritiro di 3 giorni a Cristo Re, qualche giorno prima che partissi per la fraternità, e Arturo che mi disse: la vita religiosa e soprattutto la fraternità è un'avventura. Beh, dico, partiamo per l'avventura. Allora pensavo di entrare lì, una suora, c'è tempo di formazione, noviziati, eccetera, ma lì dove sono entrata dalle piccole sorelle, la fondatrice, perché come vi diceva il vescovo, Charles è un uomo che è morto completamente solo, proprio ha sempre desiderato chi lo seguisse, mai nessuno è andato al suo seguito. Infatti non si può considerare un fondatore, ma un ispiratore. E mi dice: vuoi partire in Libia? 15 giorni dopo che sono entrata alla Libia. Oh, andiamo. E lì avevo 23 anni, dall'inizio fino a 6 anni fa sono sempre stata nei paesi nel mondo arabo, incominciando dalla Libia e poi dove ho vissuto 5-6 anni, e poi gli ultimi anni, ma che fanno una trentina d'anni, soprattutto in Algeria e nei paesi del Medio Oriente. Quindi, tra l'altro, ho avuto per incontrare Charles, ho avuto grazie a un dono straordinario di poter vivere a lungo nei posti in cui lui aveva vissuto. Beni Abbès, dove avevo incominciato, Tamarrasset, in posti in cui lui aveva vissuto. Veramente è stato tra l'altro che sono dei posti fantastici, e soprattutto le persone. Ho avuto anche a Tamarrasset di incontrare 1 o 2 persone di quelli che ancora l'avevano conosciuto. E quando arrivavano delle nuove sorelle, gli si presentava le figlie di Marabout Charles, ci tenevano in mano, ci caricavano di benedizioni. Perché avete visto lì, alla fine della sua vita, io trovo questo, è morto senza nell'annientamento, nessun frutto, nessun seguace. Se parliamo di Charles, si poteva dire un uomo che ha fatto un fallimento della sua vita. E se vedete tutti, un po' avete intuito le tappe della sua vita, la trappa, Nazareth, poi, ma è un uomo che qualcuno di noi, che si potrebbe dire un instabile, ma che cosa cerca? Non è mai arrivato a che cosa cerca? Una persona sempre in ricerca, è sempre stato in ricerca, infatti non ha mai lasciato il suo spirito di ricercatore. E qualcosa di straordinario quando è arrivato nel Sahara, un uomo quindi convertito, appassionato di Dio, e si è appassionato delle persone. E di queste persone ha portato il Vangelo che aveva tradotto nella loro lingua, nella lingua dei Tuareg, perché erano i più lontani, i più inaccessibili, quelli che persona non aveva ancora scoperto. Ma che cosa voleva portare loro il Vangelo? Poi si è accorto presto che non sembravano interessarsi al Vangelo. Cosa ha fatto? Ha tradotto
le loro canti di guerra, le loro epopee, le loro canti d'amore. È il primo che ha studiato la lingua Tamahak, la lingua dei Tuareg, il primo che ha fatto un lavoro scientifico enorme, ha tradotto dal Tuareg al francese moltissime delle loro canzoni d'amore, di guerre, di epopee, e poi soprattutto ha conosciuto profondamente la lingua ed era convinto, come tanti dopo, che la chiave del cuore è la lingua dell'altro. E finalmente il suo Vangelo è stato di dare a questo popolo un valore. Lui che andava pensando di portare la civiltà occidentale, la grandezza della Francia, è stato completamente capovolto, si è messo ad imparare la loro lingua, si è messo ad imparare come facevano la loro cucina, si è messo Questo è un po' quello che è stato il capovolgimento nella vita religiosa da quell'epoca. Abbiamo sempre un po' l'idea che dobbiamo dare cose, imparare, insegnare. E lui, senza saperlo, si è messo all'ascolto di un popolo, all'ascolto dei più piccoli, all'ascolto di quelle persone che avete visto nelle foto, che erano veramente così, intorno. Quando ancora a Beniabesse aveva fatto un piccolo monastero, le foto di Beniabesse, lui è a Beniabesse, ma a Tamarasset era proprio una piccola baracca di paglia. Quindi è andato sempre più in fondo e questo perché? Per farsi vicino agli altri che abitavano così. È la maniera la più naturale che l'altro ti apra la porta se la tua porta è come la sua. Allora, come siamo come tempo? Va bene, possiamo ancora andare un pochino. E Non lì... lasciamoci condizionare, andiamo. Come? No, non c'è, non abbiamo, no, tranquilla. Ma allora, che dirvi? Tra l'altro, adesso, con tutte queste cose, io ho cercato di conoscerlo. Dopo 50 anni, 58 anni che sono alla fraternità, non lo conosco ancora. Allora, che dirvi? Sei sempre una persona però che attira e che ti conduce ad altri e ad altri, ancora ad altri. Ciò che mi ha fatto scoprire, che mi ha dato, è incredibile, perché mi ricordavo io quando guardavo il mare della Sardegna, quando ero piccola, la prima volta che ci siamo trasferiti da Desolo, avevo 5 anni, chissà cosa ci sarà al di là di questo mare. Ed è grazie molto alla tiranza, alla vita, al cammino di Charles de Foucault, forse anche io ho un certo spirito di avventura, che mi è stato dato quello che ho potuto ricevere dai più poveri che ho incontrato nella mia vita è enorme. È veramente, in effetti, per esempio, tra quelli che mi hanno più toccato, attirato, insegnato, i nomadi del Sahara. Ho vissuto parecchi anni, almeno 25 anni nel Sahara algerino, dove avevamo una tenda anche ai mesanomadi. Questa forma di vita che Charles ha desiderato di farsi, senza saperlo, di andare dagli altri, di farsi insegnare dagli altri. Questa vita che è anche un po' arcaica, certo, ma è una vita che assomiglia tanto alla vita di Abramo ancora, nel quale la vicinanza, la parola, l'ospitalità sono dei valori così che troviamo immediatamente, ma in tutte le presenze che abbiamo potuto vivere. E noi purtroppo adesso la fraternità siamo la maggioranza di sorelle anziane, giovani, ce ne sono poche, e tutto questo attualmente non è che io stessa mi hanno fatto venire, mi hanno fatto tornare, dice, verso gli 80 anni, lì, sole nel Sahara, poi non ci sono altri che potranno sostituirvi, quindi rassegnarsi a dire ringraziamo di ciò che abbiamo vissuto, ma adesso viviamo e questa nostra società ci richiede di avere anche una certa sicurezza e così. Ma il dono che ci ha fatto e che Charles ha fatto
al nostro mondo, alla Chiesa, è straordinario, perché ci ha veramente rivelato un Dio talmente in mezzo a noi che non ci possiamo credere. È la nostra fondatrice, perché lui non è stato fondatore di niente, ma ha suscitato dei fondatori, è stato un ispiratore, lei è un grande ispiratore, non ha ancora finito di ispirare, di suscitare tante persone che potranno continuare anche a approfondire il suo cammino. La nostra fondatrice, per esempio, che è piccola sorella Madeleine, che ha incominciato nel 1939 nel Sahara algerino, una comunità che voleva soltanto per i nomadi del Sahara, e poi è scoppiata nel mondo intero, e lei ha del Vangelo, soprattutto Betlemme come un Dio che si è fatto talmente piccolo, fragile, vulnerabile, da non fare paura a nessuno. Ci sono altri. Charles è un ispiratore che non ha finito, ci sono 17, 18, 20 famiglie spirituali che sono nate da Charles de Foucault e ce ne saranno altre. E come vedete Papa Francesco ce lo cita, io direi quello che alla fine di Fratelli Tutti, quello che è più forte di me è un ispiratore per ogni cristiano e anche per ogni uomo, perché no? In effetti lui è andato per convertire, non ha mai convertito nessuno, ma soprattutto si è lasciato convertire. E quando Musa è enorme, che è un musulmano, l'avete sentito alla fine del filmato, dice non è morto soltanto per voi, è morto anche per noi. Che un musulmano possa intuire questo è già una trasformazione e una evangelizzazione profonda, che siamo veramente tutti fratelli. Bene, io credo che basta. Va bene, grazie. No, tengo però una sola parola. Questo incontro, questa preghiera che abbiamo avuto e tutto questo che stiamo vivendo è stato l'iniziatrice, l'idea è quella di Olga Spiga, che siamo incontrate a Roma alla canonizzazione di Frère Charles e mi ha detto Franca dobbiamo fare qualcosa in Sardegna. Dobbiamo fare qualcosa a Cagliari. Io ho cercato di trattenerla, dico cosa facciamo? E invece si è lanciata ed è lei che ci ha portato qui. Tra l'altro, Franca, in quella sedia, quasi 10 anni fa, sedeva Papa Francesco quando ha incontrato il mondo accademico qui in facoltà e anche altri. Era proprio seduto lì. Ah, sì? Bene. Tommaso. Papa Francesco e piccola sorella siamo lì. Allora, sentiamo quest'altra testimonianza. Io non voglio dare certamente degli input, ci mancherebbe, però dal filmato, la riflessione che facevo è andare a capire perché santo. Cioè, in genere siamo abituati a delle vite di santi che sono costellate di grandi prodigi, di grandi conversioni, di gesti eclatanti. Invece qui è proprio quasi un segno di contraddizione, no? Charles de Foucault. Quindi santo con tutta quella vita così articolata è veramente emblematico. Intanto buonasera a tutti ancora, anche se siamo già oltre metà dell'incontro. Saluto volentieri, partendo dall'ultima cosa che ha detto Olga, ringraziandola di questo incontro su Charles de Foucault, radunando poi gli amici di Ottana, gli amici di Orgosolo, gli amici di dove sono ancora? Ecco. Ci dicono Iglesias, Bindua, va bene, Macomer. Ci siamo conosciuti, ecco, e questa amicizia è dovuta tra l'altro a Charles de Foucault, ma perché la storia di Charles de Foucault mi ha portato a conoscere i Piccoli Fratelli a Spello, e poi di lì è nato tutto un incontro di amicizie, di presenze sia a Ottana come piccolo fratello, prima era prete diocesano
e poi in altre zone, anche in Africa, eccetera, in Tanzania. Quando mi si è richiesto la testimonianza ho detto questo non credo che sia una cosa molto importante perché la testimonianza si dà con la vita. Questa sera vi dirò qualcosa, ma avete già sentito moltissimo, quindi più che testimonianza è un piccolo colloquio così con voi, con semplicità. E parto allora dalla domanda, poi ho preparato altro che Paolo, vero? Sì, sì. Ha fatto, la santità di Charles de Foucault. Questo per me è stato proprio un po' l'inizio dell'incontro con i piccoli fratelli, perché cercavo una vita, diciamo così, ero prete diocesano, quindi una vita di passione per Dio e passione per l'uomo, per gli altri, legata, non legata solo alla celebrazione dell'Eucaristia, non legata solo in chiesa, come spesso, quindi è stato per me questo incontro con i piccoli fratelli a Spello, mi ricordo molto bene. Sono andato per fare una settimana di ritiro come prete diocesano e là ho incontrato dei religiosi, ma dei religiosi come Carlo Carretto e altri, che non erano religiosi nel convento, eccetera. Era tutto vissuto insieme, il lavoro, la preghiera, la celebrazione dell'Eucaristia e poi mangiare insieme, una cosa sola. Non so come dirlo, ma questo per me è stato l'impatto principale. Per cui se penso alla domanda della santità di Charles de Foucault, è santo non cattolico, nel senso che lo intendiamo noi cattolici, non cristiano, è un santo laico, è un santo come sono tutti i santi. Noi prendiamo la santità perché vanno in chiesa, perché è stato bravo, perché ha messo in pratica i comandamenti, perché ha seguito bene la religione, un po' l'idea che abbiamo, perché no, quella non è la santità. La santità è che sbagliando, eccetera, ha amato Dio, ha amato i fratelli, seguendo Gesù. Seguendo Gesù di Nazareth. Ecco. E quindi questa santità è legata non al fatto che, guardate un po' in generale, i nostri santi, i bravi santi, papi, eccetera, bene, santi sì, perché ha fatto bene l'esercizio papale, eccetera, perché la santità è legata a una dimensione di amare, come ci è stato detto nel Vangelo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questa realtà l'ho trovata in Charles de Foucault, quando per esempio l'Abbé Blaine dice di lui: ha fatto della religione un amore. Non ha seguito una religione, ha seguito Gesù. Non ce l'ho né con la Chiesa né con gli altri né con me stesso, ma io quello che sento forte, quello che ho capito frequentando i piccoli fratelli, eccetera, che l'importante sia essere piccoli, fare un lavoro come la gente comune, eccetera, quindi questo è molto importante. Per esempio a Ottana, voi lo sapete, mi occupavo soprattutto del cimitero, facevo il becchino, quindi, ma la gloria non è fare il becchino, la gloria o la santità è fare il becchino con amore. Con amore. E Charles de Foucault, piano piano, andando sempre più avanti, ho capito che le cose, a parte le cose piccole,
è andato a Nazareth dalle Clarisse, prima ancora eccetera, ma è andato poi tra i poveri perché aveva detto un'altra cosa molto grande: sì, accetto di essere prete, accetto però per portare l'Eucaristia, come dicevi tu, ai lontani, ai piccoli, per vivere. Poi ha capito che l'ostensorio che voleva portare era lui stesso che doveva essere ostensorio. Quindi la sua vita di amicizia con gli ultimi, con i piccoli, con i Tuareg, con gli arabi prima, con i Tuareg, era una sua vita tutta, direi, compiuta con questo. L'avete detto, l'abbiamo ripetuto qualche volta adesso, anche prima, quello che conta è amare, no? Amare, a volte non riesco, non so amare, ma voler amare è già amare. E anche lui ha faticato moltissimo perché da Comera, anche da esploratore, anche lì molto bello l'esploratore che è stato lui, prima in Marocco, poi anche da convertito, andare in mezzo agli altri, è andato per la passione degli uomini, degli altri, non per conquistare, esplorare, poi magari andare con gli eserciti, esplorare per conoscere l'uomo, conoscere gli altri, per imparare dagli altri. E tutto questo lo dico, mi pare di intuire, di capire, almeno così lo sento, con amore. Un'altra cosa molto, perché è santo? Perché è santo perché è stato capace di accettare le sue miserie, le sue difficoltà, e è stato capace anche di andare oltre al fatto, perché come pensiero, nonostante tutto, è rimasto francese, è rimasto abbastanza colonialista come pensiero. In realtà nella vita, concretamente, invece, ha vissuto completamente il rovescio. Se andiamo a vedere il suo pensiero e il suo modo a Tamarasset di difendersi dagli attacchi degli altri, ha fatto costruire un fortino. Ma pensate, costruire un fortino, l'idea è chiara che, come ce l'hanno ancora tanti, ce l'abbiamo tanti cristiani noi, alla guerra si difende con la guerra, no? Alla violenza si giustifica la difesa armata, no? Ancora la Chiesa giustifica addirittura la difesa armata. Sono cose molto grosse, ma lui ce l'aveva come idea, in realtà no. Rimango qui, rimango con i miei amici. E quando scoppia la guerra, la prima guerra mondiale, e lui è da buon francese a cui era stato tolto il castello perché i tedeschi gli avevano invaso l'Alsazia. Allora, già prima della guerra mondiale, allora quando scoppia la guerra ha tutta la spinta di dire vado, torno, no, rimango qui per amore di Dio, di Gesù Cristo, ma rimango perché ho dato la mia vita lì. Ecco, non so, questo è un po' la mia. Quindi è un santo diverso dagli altri, un santo che, da mettere sugli altari, ma sugli altari dell'umanità. Soprattutto per me, come ho scoperto anche andando a Spello, quando giovane prete, ho scoperto che dei fratelli, poi con il contatto con le sorelle a Tre Fontane, eccetera, prima di tutto un uomo, degli uomini religiosi, piccoli fratelli o francescani, o non ha tanta importanza. Mi ricordo piccola sorella Madeleine che diceva questo, siate prima di tutto delle donne. Umane.
no, umane, Tradizioni. scelte umane. Ecco, questo qui. Allora, quello che ancora, l'ultima cosa che vorrei dire, ci sarebbero tante, ma questa dimensione che oggi abbiamo bisogno di rimanere umani. Non tanto dire io sono cristiano, io sono cattolico, io sono qui. Abbiamo fatto un calendario lì dove solo con una musulmana, con una buddista, eccetera, abbiamo scoperto la dimensione che se comincio a dire io sono cattolico, già affermi una divisione. Non so se io sono musulmano, già affermi una divisione. Le religioni dividono. Non vorrei, io faccio parte, sono cristiano, sono contento di essere della Chiesa Cattolica, ma mai mi permetterò e cerco di non più farlo, di dire di fronte a un altro, io sono un cristiano e quindi per il nome di Gesù Cristo mi distinguo da te. No, Charles de Foucault ha vissuto questo con la sua vita, andando tra i musulmani, andando tra i Tuareg come fratelli, ecco qui fratello universale, come persona umana. Come persona umana è cristiano, è stato amico dei soldati anche Charles de Foucault, amico di tutti, ma soprattutto senza tener conto che il musulmano non è musulmano, è un uomo, è una persona, è un debole, è un piccolo. Ecco, allora questo è stato per lui questa realtà di fraternità universale. Certo, lui l'ha legata a Gesù Cristo, ecco, Gesù Cristo. Casomai se mi chiedono, sì, io ho un amico, si chiama Gesù Cristo. Devo dire che siamo stati bravissimi perché sono le 20 spaccate, così come ci avevano chiesto gli organizzatori, però ci hanno anche detto che nessuno ci sta puntando la pistola, quindi possiamo anche un pochino, come dire, trasgredire questo leggermente. Con Franca e con Tommaso, quando ci siamo incontrati per preparare questo incontro, abbiamo anche detto se c'è la possibilità anche al termine di qualche arricchimento ulteriore alle parole loro, qualche minuto lo possiamo allungare un pochino l'incontro. Lo chiedo anche a voi se c'è qualcuno che volesse molto brevemente, proprio questione proprio di pochissimi minuti, c'è il microfono lì alla tribuna, possiamo anche sentire qualche altra voce, altrimenti possiamo tranquillamente chiudere qui. Pure sottolineare qualche aspetto che... Certo, certo. Vediamo un pochino se tira un po' su la voce. Siamo un pochino uno dall'altro, ma non ci siamo mai incontrati per condividere insieme. Noi, per esempio, Da questo incontro credo che mi dispiace che non è presente il vescovo, certo. Possiamo girare questa, avete mi pare sentito tutti, no? L'esigenza di
poter dare una continuità alla spiritualità di Charles de Foucault. Esiste un'associazione a lui intitolata, l'esigenza è questa di farla diventare un qualcosa di più organico all'interno della vita diocesana. Io girerò questa cosa a chi di dovere, perché chiaramente più di questo non posso fare. Va bene, allora io direi che possiamo chiudere così questo nostro incontro. Io ringrazio ancora una volta, mi chiedono di ringraziare davvero quanti sono arrivati a Cagliari da lontano territorialmente, anche dalla nostra Sardegna. Anche noi abbiamo un problema di continuità territoriale interna, perché strade e cose del genere non sono la cosa migliore. Vedo qui Carla che insomma mi pare che sia d'accordo, e naturalmente anche gli altri amici che sono arrivati da oltremare. Grazie ancora a tutti voi, grazie soprattutto a Franca e a Tommaso per la loro testimonianza.